tutti, buonasera, come state? Fatevi sentire, che bello. Ma guardate là, guarda. Mi sento emozionato, devo dire la verità, emozionatissimo di essere qua a Milano, questa grande città, una città bellissima, conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, per la sua storia, e conosciuta da noi del sud per un unico motivo: venire a cercare un posto di lavoro. Ma no, e quella è la verità. E infatti io prima di arrivare qua mi sono incontrato con gli amici, parenti, zii, nipoti. E come si può fare? Tra di loro nemmeno un turista, tutti quanti impiegati e operai. Tutti quelli che sono venuti qua anni fa a cercare lavoro e l'hanno trovato. Infatti alcuni sono qui tra il pubblico, che ringrazio. Cioè praticamente io mi sono reso conto che io ho più pubblico qua a Milano che a Napoli. Cioè, questo spettacolo lo faceva a Napoli, non veniva nessuno, stanno tutti quanti a faticare. Però, no, ricordo, poi dopo è uscita questa serata qui a Zeli, che mi ricordo mia moglie, contentissima, quando l'ha saputo ha detto, mi ha incitato, mi ha incoraggiato, ha detto: Mariano, mi raccomando, adesso che vai a Milano, questo è il tuo momento, puoi cambiare la tua vita, ma che vai a Milano? Trovati un posto di fatica veramente, così non fai un viaggio a vuoto.